passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica impazza, allora dai tutti in piazza! Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza, e quest'oggi siamo qui in occasione della sagra di Castello di Arzignano e anche della Santa Patrona Eurosia, un appuntamento importante che si ripete ogni anno e che ogni anno vede per diversi giorni una situazione enogastronomica interessantissima, ma anche di spettacoli. Per saperne di più che devi fare? Devi seguire il servizio, no? Vieni con noi. Allora, siamo insieme a Stefano. Ciao Stefano. Ciao amici. Allora, insieme a te parliamo di questa sagra di Castello di Arzignano e della Santa Eurosia. Sì, allora la sagra di Castello quest'anno è partita il giorno 29 giugno, si conclude il giorno 8 luglio, è dedicata a Santa Eurosia, che è una santa contro le tempeste, contro il maltempo. Si dice che durante il suo martirio si è scatenato un temporale, una forte tempesta, e noi anni fa era molto invocata proprio a protezione dei vigneti e di tutto quanto. Diciamo che quando c'è la festa a suo onore raramente c'è maltempo. Siamo fortunati e anche quest'anno fortunatamente le 6 serate sembrano essere coperte dal sole, speriamo. Senti Stefano, un ambiente veramente molto hippie, molto familiare, di divertimento tra famiglie giovani e meno giovani, appuntamento enogastronomico e anche gli spettacoli che non mancano mai ogni sera. Sì, cerchiamo di dar spazio un po' a tutti quanti, ai giovani e ai meno giovani. Abbiamo serate di liscio, serate di latinoamericano, serate di discoteca, e cerchiamo di accontentare un po' tutti i gusti. Diciamo così, gli organizzatori durante il corso di questi eventi cuccano o non cuccano? Gli organizzatori poco, però speriamo il pubblico che riesca a far bene. Sì. Ma penso che si stiano divertendo molto. Grazie Stefano e buona festa. Grazie a voi, grazie. Beppe che sta spillando la birra da non so quante ore. Da un paio, un'ora e mezza. Adesso fino a stanotte ce n'è da fare. Sì, dai. Senti, la festa è veramente interessante, ci diverte tanto e la birra è ben gradita. Beh sì, soprattutto se è caldo come stasera. Sì. Senti, ma avete quantificato più o meno quanti litri di birra riuscite a smaltire ogni sera? Beh, più o meno la prima serata abbiamo fatto 26 fusti di birra. Dopo siamo andati un po' a cagliare perché abbiamo fatto la serata di liscio e sì che vanno via più acqua. Più acqua? Sì, Senti, diciamo ma chi spilla solitamente di questi 26 fusti di birra, quante ne beve? Dipende, ci vuole anche il fisico. Bene ragazzi, allora, buon lavoro e buon divertimento. Siamo due fisicati apposta. Siete temprati ormai. Sì, esatto. Bene, allora un buon malto a tutti. Grazie mille. Quindi a questa festa si mangia e si beve? Sì, direi proprio di sì. Cosa si mangia di solito? Abbiamo mangiato un panino con la salsiccia. E bere? Bere, ci siamo fermati alla Coca-Cola perché siamo in macchina. Ah, grande, questo è veramente un invito positivo a tutti gli amici della visione di questo momento. Non devi bere se guidi, fai come ti chiami? Scusa? Stefano. Stefano, ok Stefano, fammi un bel saluto a Stemio a tutti i nostri amici, vai. Ragazzi, non bevete se guidate, mi raccomando. Le pizzaiole qua, come ti chiami? Monica. E le tue colleghe, il tuo collega? Paola. E tu invece? Andrea. Bene, allora com'è tutta la sera qui col forno a legna? Per fortuna non fa troppo caldo. Si sta abbastanza Si sta bene. giusto, sì, esatto. Bene. Ma qual è la pizza che ti richiedono maggiormente? Prosciutto, funghi, salamino. E salamino. E quella che consigli tu? A me piace funghi e peperoni. Peperoni, bene, quindi la proveremo prima o poi. Però dopo certo. è un po' pesante per lo stomaco. Non importa. Non importa. Ora delle 2 si smaltisce. Bene, perfetto. Lei sa un metodo come smaltire meglio dopo le 2? Fare una danza dopo. Ah, bellissimo. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie, ciao. Buonasera. Buonasera. Come sta procedendo questa bella festa in questi giorni? Al momento bene, al momento e speriamo bene. Che continui così? Continui così, sì, che non succeda niente, che vada tutto tranquillo. Speriamo che non succeda Senta, niente. ma verso l'una e mezza, le 2 di notte, avete trovato in questi giorni qualche cadavere dietro dei banchi? E le sedie? Assolutamente no. Tutto regolare? No, nessuno. Sicuri? È tutto sotto controllo. Sotto Bene, controllo. allora se ci dite così ci fidiamo e ci sentiamo anche un pochettino più sereni. Grazie e buona Grazie a serata. lei, arrivederci di nuovo. Buona... Come sta procedendo la festa qui? Benissimo, tutto ok. Tutto ok? Avete mangiato, bevuto? Sì. Tiranno, mi no. Ah, lì no. Lì no, qui sì, allora. De cosa? No, ho detto chi no, lì sì.
Allora, quindi avete mangiato, bevuto E fumato. e fumato. Ma stasera c'è da divertirsi perché vedo che c'è la musica. Sì, sì. Però mi sembra che lei non ha un cavaliere questa sera. Bisogna trovarlo oppure lo sta aspettando? Calcio, pallone mio marito, è là che guarda il calcio. Ah sì, quindi quando finisce la partita Verrà. forse torna, forse. Forse torna. Va bene, Ok, grazie. Vi prego. faccio un bel saluto. Sbandieratori, spettacoli pirotecnici, battaglie tra cavalieri. Anche quest'anno il Medioevo torna nel cuore di Formigine con i Ludi di San Bartolomeo, un appuntamento che giunto alla 14ª edizione sta diventando una vera e propria tradizione estiva. Giovedì l'inizio dei giochi. I mercatini gastronomici e non solo hanno inaugurato l'evento insieme al corteo di sbandieratori dell'associazione Maestà della Battaglia. Per tutto il centro storico del paese continuano fino a domenica gli appuntamenti con spettacoli, laboratori per bambini, animazioni itineranti e cortei di figuranti vestiti a tema. È stato veramente meraviglioso dal punto di vista dell'emozione e dal punto di vista della bellezza. E siccome la bellezza è un valore importante, specialmente in questi tempi, la bellezza della piazza, la sicurezza della piazza, la bellezza dei fuochi e anche il racconto del castello che in qualche modo evoca la nostra storia che parte fin dal 1200 perché il castello è del 1201. Beh, insomma, insieme a questa piazza rinnovata, piena di persone, è una grande soddisfazione. 14ª edizione dei Ludi di San Bartolomeo e anche quest'anno è stato un avvenimento, un evento importantissimo. Come avete visto la piazza piena, gremita di persone che hanno accolto con favore e con piacere le novità anche di questa edizione dei Ludi di San Bartolomeo, con sempre la voglia da parte della Proloco di renderla l'iniziativa dei Ludi nuova, accattivante e di richiamo per tantissime migliaia di persone. Le magiche atmosfere medievali saluteranno il paese dando appuntamento per il prossimo anno domenica sera con il torneo dei fanti e quello degli arcieri. Questa piazza appena rifatta a Formigine, appena ricostruita, che porta le famiglie in centro è il valore dell'aggregazione, il valore di veramente di stare insieme, perché queste feste ce ne sono sempre meno e sono sempre più difficili anche a cercare di realizzarle. Quindi grazie però alla sicurezza, una sicurezza che sia ben strutturata, che sia ben disposta e con l'aiuto di tanta gente si possono fare tante cose. La Argo SRL di Chianciano Terme offre servizi per le aziende agroalimentari, fra cui analisi microbiologiche e chimiche, consulenze normative e formazione addetti. Amassa Artecna da oltre 10 anni fornisce servizi quali stampa digitale, incisioni, targhe, timbri, premiazioni sportive, stampe su abbigliamento, gadget, ricamo, stampa 3D e UV. Apescia, azienda agricola di Vita Luca, specializzata nella produzione e vendita di piante di olivo, da frutto, ornamentali ed aromatiche. Chiamaci per informazioni sugli incentivi regionali. Campercom, camper e caravan, vendita, assistenza, rimessaggio, montaggio accessori, lavori di ristrutturazione. Campercom, i professionisti al tuo servizio tutto l'anno. A Pescia, il centro olistico Suman è a disposizione del tuo benessere psicofisico. Tanti tipi di massaggi in un ambiente professionale e di puro relax. Visita il nostro sito. A Montepulciano, Enoteca Amore Mio della Croce di Febo, il bioconsapevole di Maurizio Comitini. Coniugare l'esperienza del nostro passato con il sapere della modernità, nel rispetto della natura. FM SRL Pistoia, promo climatizzatori, climatizzatori inverter classe A++, pompa di calore e finanziamento tasso zero a partire da €800. Installazione inclusa, promo caldaie entro 31/7, sconto 10% sulla tariffa. Forma Futuro ti aiuta a trovare lavoro con la formazione. Esperto agroalimentare, meccanico, cuoco, street food, OSS, autoriparatore, elettricista e tanti altri corsi su www.formafuturo.it. Ideal System, con sede a San Carlo di Cesena, ma operante in tutta Italia, offre progettazione, realizzazione e manutenzione di celle frigorifere, con vasta gamma di servizi connessi.
L'impresa Funebre Fe offre servizi di disbrigo pratiche, trasporto e vestizione salma, stampa manifesti lutto, allestimento camera ardente, con la massima riservatezza e professionalità. A Chiusi Scalo c'è la tua lavanderia self-service, aperta tutti i giorni dalle 7 alle 22 con orario continuato. Lavanderia self-service 1000 Bolle Blu, la lavanderia che ti serve. MG Impianti Tecnologici, impianti e riparazioni idrauliche, anche lavori di muratura e ristrutturazioni chiavi in mano. Attenzione, bagno completo con opere murarie, sanitari, rivestimento, rubinetteria e impianto idraulico a 2.800 euro. In omaggio un condizionatore. E passo subito alla presentazione del cartodromo che, come vi dicevo, è indoor, è l'unico in Toscana con queste particolarità. Il cartodromo si snoda in circa 450 metri di pista, abbiamo come kart dell'OTL, siamo a Montecatini Terme, uscita autostrada, e un saluto caloroso da parte dello staff del MyKart. A Chiusi, Marchetti Pro, una squadra di tecnici e di artigiani per trasformare idee in progetti e progetti in prodotti. Progettazione e realizzazione di scale e carpenterie leggere su misura. Scapin Avenza Sport di Carrara. Dal 1991 vende cicli e motocicli dei migliori marchi, garantendo sempre il massimo della competenza e della professionalità. A Marina di Carrara, il supermercato Punto Simpli è aperto tutti i giorni con orario continuato, con qualità, servizio, accoglienza, sempre a tua disposizione. Vienici a trovare. Tappezzerie Dragoni, a Massa, offre tappezzerie da interni, dalle tende ai rivestimenti per divani e per auto, sellatura moto, schermature solari modulabili. Ti aspettiamo! Stamattina profumo di festa, apro la mia finestra, sento la gente passare, cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti, siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica impazza, allora dai tutti